Un nuovo tassello sta per muoversi sul mercato europeo e si chiama Gabry Veiga. Il centrocampista spagnolo che un anno fa era dato per scontato al Napoli, ma che ha finito per sorprendere il continente accettando un'offerta dall'Al Ahly in Arabia Saudita. Oggi, a soli 22 anni, è pronto a tornare nel calcio europeo, e con una gran voglia di protagonismo. Come sempre, qui sul canale è possibile seguire i retroscena più attendibili del mercato. E quanto rivelato da footmercato.net riaccende una vecchia questione. Il Napoli dovrebbe riaprire questo dossier. Gabry Veiga è stato uno dei principali obiettivi del Napoli nella scorsa finestra di mercato, quando era ancora in carica Rudi Garcia. Il club vedeva nello spagnolo il giocatore perfetto per aggiungere mobilità e creatività al proprio centrocampo, soprattutto dopo le partenze di Zielinski e l'instabilità di Elmas. I colloqui erano avanzati, il progetto tecnico era entusiasmante, ma poi ci fu il colpo di scena. Veiga accettò l'offerta milionaria dell'Al Ahly, con una decisione che suscitò polemiche e critiche in tutto il calcio europeo. Molti dissero che aveva scambiato la proiezione con il denaro. Ora, a meno di un anno di distanza, Veiga vuole tornare. Secondo la stampa internazionale, il Celta de Vigo, il suo club madre, il Newcastle e l'Atlético de Madrid sono in trattative avanzate per rimpatriarlo. Il giocatore ritiene che il periodo trascorso in Arabia sia stato prematuro ed è determinato a ritrovare l'alto livello tecnico e agonistico di cui ha goduto nella Liga. E la domanda rimane: il Napoli dovrebbe tornare? Ufficialmente il club azzurro non è coinvolto in trattative al momento, ma sappiamo che il mercato è dinamico e soprattutto strategico. Con il Napoli che ha rivisto la propria rosa sotto la guida di Antonio Conte e che ha investito molto in giocatori come Sudakov, De Bruyne e forse Frattesi o Tonali, Veiga potrebbe essere un'alternativa più giovane e malleabile all'interno della rotazione del centrocampo, soprattutto se il club cerca di bilanciare esperienza e rinnovamento. Lo spagnolo rimane un talento raro, con una visione di gioco raffinata, un buon approccio all'area di rigore e un ottimo controllo di palla, oltre a essere un giocatore versatile che può giocare come mezzala, secondo centrocampista o anche come playmaker più avanzato. Se sarà disponibile a un prezzo ragionevole, potrebbe essere l'aggiunta a sorpresa alla squadra partenopea per la stagione di Champions League. E ora vogliamo sentire il vostro parere, tifosi del Napoli. Pensate che Gabry Veiga meriti un'altra chance in Europa con la maglia azzurra? O il club dovrebbe guardare a nomi più affermati? Commentate qui sotto, condividete con altri tifosi e, ovviamente, ringraziateci per supportare il canale e continuare a seguire tutti i retroscena del nostro glorioso Napoli.